Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Via libera dal Consiglio dei Ministri agli aiuti per le zone colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Stop a bollette e tributi, soldi anche per la viabilità nel comune Nisseno. A Niscemi i vigili del fuoco ai comandi dei droni terrestri preparano il recupero delle suppellettili nelle abitazioni più esposte sull'orlo della frana. Arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso di Forza Italia, accusato di aver intascato 12.000 euro di mazzette per una società per realizzare spettacoli in provincia di Caltanissetta. Tragica fatalità in un incidente stradale a Bonfornello in provincia di Palermo, morto un giovane fermo in auto per un controllo stradale dei carabinieri e tamponato da un'altra macchina piombata a forte velocità. Grave anche l'amico seduto con lui al suo fianco. Catania, topi e spazzatura. Il quartiere Montepo in piena emergenza, infuriati i residenti perché il comune, a dir loro, non interviene. Il cavallo, animale d'affezione. Macellai e ristoratori di Catania contrari alla proposta di legge bipartisan che prevede lo stop alla macellazione della carne equina. Ancora buonasera, lo avete sentito dai titoli, via libera del Consiglio dei Ministri agli aiuti per le popolazioni colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Confermata la sospensione dei tributi, il governo mette in campo oltre 1 miliardo di euro per Sicilia, Calabria e Sardegna. Il servizio di Manlio Viola. Una moratoria per le bollette, così come già era stato disposto dall'autorità garante dell'energia, un'altra per le tasse e i contributi e nuove risorse per far fronte all'emergenza dovuta al ciclone Harry nelle 3 regioni del sud colpite, Sicilia, Sardegna e Calabria. Un ulteriore decreto separato per l'emergenza legata alla frana di Niscemi, allo scopo di intervenire in prima analisi sul ripristino delle strade e a seguire per dare una casa agli sfollati e ristorare le imprese. Il Consiglio dei Ministri è tornato sull'emergenza con 2 decreti legge diversi. Le risorse messe complessivamente in campo valgono circa 1 miliardo di euro, ma comprendono anche i primi 100 milioni stanziati qualche settimana fa e una serie di interventi collaterali. Sono poi suddivise fra le varie regioni ed emergenze. Il ministro Santanchè annuncia in aggiunta 5 milioni di euro specificamente dedicati al settore del turismo, partendo da quello balneare duramente colpito dalle mareggiate. Le risorse messe in campo sono a disposizione dell'emergenza da subito, ma dovranno essere utilizzate in base ai provvedimenti di attuazione che saranno predisposti dalla Protezione Civile Nazionale. È proprio a Niscemi, colpita dall'emergenza della frana, oggi i vigili del fuoco hanno avuto accesso con i droni terrestri agli edifici più esposti, per intenderci quelli sull'orlo del Burrone. Si lavora senza sosta per ripristinare le strade provinciali e garantire i collegamenti. Il servizio di GR Italia. A Niscemi comincia la fase più complessa dell'emergenza frana. Da oggi i vigili del fuoco avviano le operazioni di accesso e verifica negli edifici situati a valle dello smottamento e nella fascia più a rischio, quella compresa tra 0 e 30 metri. Interventi delicati effettuati con droni terrestri forniti dal NOx, destinati a durare diversi giorni per le difficoltà dell'area e per la presenza di beni e strumentazioni particolarmente sensibili. La decisione è stata comunicata nel corso della riunione del centro di coordinamento soccorsi. Il comandante dei vigili del fuoco ha reso noto che soltanto ieri sono stati effettuati 42 interventi, portando a 1440 il totale dall'inizio dell'emergenza. Resta stabile il numero degli sfollati, mentre scende da 13 a 10 quello delle persone ospitate nel palazzetto dello sport, dopo il trasferimento di una famiglia in una sistemazione alternativa. Le richieste di ristoro presentate finora sono 1140, quasi la metà per ottenere il contributo di autonoma sistemazione. Sul fronte economico sono 35 le attività produttive colpite dalla frana. Il sindaco ha annunciato un incontro con l'IRFIS per individuare strumenti di sostegno alle imprese danneggiate. Cruciale anche il nodo viabilità. L'ANAS lavora da ieri sulla SP35 e sulla SP82, 2 arterie provinciali ridotte a oltre 15 km di fango e detriti. Interventi indispensabili per restituire al paese collegamenti alternativi, considerando che al momento l'unica via di accesso resta la SP11, giudicata però a rischio dopo il sopralluogo del pool frana della procura di Gela. Le strade dovranno essere ricostruite e messe in sicurezza per garantire non solo l'accesso a Niscemi, ma anche ai fondi agricoli isolati dal crollo delle SP10 e 12, dove in alcuni tratti il terreno ha ceduto fino a 4 metri. Un'emergenza che continua a mettere alla prova un intero territorio.
E poi c'è un paese che cerca di vivere la quotidianità con normalità. È arrivato da Catania un carico di solidarietà con disegni, quaderni e penne e tantissimi messaggi pieni d'affetto per i bambini delle scuole appunto di Niscemi. Ancora il servizio di GR Italia. Sta scivolando giù la storia di Niscemi, ma resisteremo e ci rialzeremo. Scatoloni pieni di quaderni, matite, penne e materiale scolastico, ma soprattutto carichi di messaggi, disegni e biglietti colorati. È il dono che gli alunni dell'Istituto Comprensivo Rapisardi Alighieri di Catania hanno voluto inviare ai loro coetanei di Niscemi, colpiti duramente dalla frana che ha reso inagibili 3 plessi scolastici. Un gesto di solidarietà concreto, reso possibile anche grazie al supporto della Protezione Civile regionale, che ha messo a disposizione un furgone per il trasporto del materiale. Un viaggio breve, ma dal valore enorme, per portare conforto e normalità tra i banchi provvisori dei piccoli studenti niscemesi. Ad attendere il carico la dirigente dell'Istituto Comprensivo Salerno di Niscemi, Licia Salerno, che ha accolto la collega catanese Katia Perna con un lungo abbraccio, carico di emozione. Un momento intenso, condiviso anche dalle insegnanti che non sono riuscite a trattenere la commozione davanti ai messaggi scritti dai bambini. Riporteremo la gioia, la commozione, ma anche la fermezza che si vede negli occhi delle docenti, della dirigente, del personale che sta lavorando con grandissimo impegno per ricostruire la scuola, e si respira un'aria di normalità in una scuola che invece ha dovuto ricostruire da zero tutto quanto. La frana ha costretto decine di famiglie a lasciare le proprie case in fretta senza riuscire a recuperare zaini, libri e quaderni. Molti materiali sono rimasti bloccati nelle scuole chiuse. Da qui l'idea della raccolta solidale, coinvolgere insegnanti, alunni e genitori per restituire ai piccoli studenti ciò che avevano perso. Disegni e cartelloni serviranno anche ad abbellire le aule, ricreando ambienti familiari e accoglienti, un modo per ridare serenità ai bambini e farli sentire meno soli. Cosa vi lascia la visita di oggi invece? Ci lascia la nascita di un'amicizia intanto e questo è, diciamo, un aspetto bello in questa tragedia che ha colpito Niscemi, però dalle cose brutte qualcosa di bello nasce sempre. E adesso cambiamo decisamente argomento, la cronaca giudiziaria, arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. È accusato di aver intascato 12.000 euro per favorire un'associazione che ha ottenuto quasi 100.000 euro dalla regione per organizzare spettacoli in provincia di Caltanissetta. Il servizio di Rita Cinardi. 12.000 euro in 3 tranche per sbloccare quasi 100.000 euro di fondi pubblici destinati agli spettacoli nel Nisseno. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta che questa mattina ha portato agli arresti domiciliari il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. La squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito l'ordinanza del GIP che dispone i domiciliari anche per il suo braccio destro Lorenzo Tricoli. Per 12 mesi invece non potranno operare nel settore dell'intrattenimento e dell'organizzazione di eventi i rappresentanti dell'associazione Gente Emergente, Ernesto Emanuela Trapanese e Carlo Rizzioli, tutti nipoti di Lorenzo Tricoli. Secondo l'accusa il denaro sarebbe stato consegnato a Mancuso per favorire l'associazione nell'ottenimento di 98.000 euro stanziati con una legge regionale dell'agosto 2024 per spettacoli in provincia di Caltanissetta. Agli altri indagati viene contestata anche una presunta truffa aggravata. Nella rendicontazione sarebbero stati inseriti costi fittizi per 49.000 euro ai danni della regione siciliana. Il 22 gennaio gli indagati erano stati interrogati prima della decisione sulle misure cautelari, ma le loro spiegazioni non hanno superato, secondo il giudice, i gravi indizi raccolti. Il 3 febbraio il Tribunale del riesame aveva restituito le somme sequestrate, ritenendo però sussistenti gli indizi e motivando la decisione solo con l'assenza del rischio di dispersione del denaro. Grave incidente stradale a Campofelice di Roccella nel Palermitano, tamponato mentre era fermo a un posto di blocco, è morto un ventenne. L'impatto è avvenuto sulla statale 113, in gravi condizioni anche l'amico che era in auto appunto con la vittima. Il servizio di Marco Gullà. Erano appena stati fermati per un controllo stradale sulla statale 113 all'altezza di Buonfornello, in provincia di Palermo, quando un automobilista è arrivato a forte velocità e li ha tamponati, non lasciando scampo al conducente. E di un morto e 2 feriti il bilancio dell'incidente avvenuto stanotte intorno alle 3 in territorio di Campofelice di Roccella. A perdere la vita Ignazio Cortese, 20 anni, che guidava una Fiat Panda sulla quale viaggiava in compagnia di un amico, ora ricoverato in gravissime condizioni, con cui stava tornando da Collesano, dove aveva trascorso qualche ora per festeggiare il carnevale.
È in questo tratto di qui, proprio all'altezza dello svincolo per l'autostrada, che si è verificato appunto ieri in tarda serata l'incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione, Cortese stava percorrendo la statale in direzione Palermo quando una pattuglia dei carabinieri non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello gli avrebbe intimato di fermarsi per un accertamento di routine. Mentre il giovane automobilista si trovava fermo in corsia d'emergenza, un'altra auto, una Mercedes guidata da un carabiniere fuori servizio, ha tamponato la Panda del ventenne che aveva appena consegnato i propri documenti. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l'automobilista, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il Tribunale di Palermo ha stabilito che la ONG Sea-Watch dovrà essere risarcita dallo Stato per oltre 76.000 euro a causa del fermo subito dalla nave Sea-Watch 3 nel giugno del 2019. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave, Carola Rackete, che il 29 giugno di quell'anno forzò il blocco navale di Lampedusa per sbarcare 42 migranti appunto sull'isola. E adesso andiamo a Canicattì che vive un'emergenza continua, un'emergenza idrica e addirittura c'è chi pesca con la canna nell'acqua che continua a scorrere sprecandosi nell'asfalto delle strade. Il servizio di Davide Sardo. A Canicattì si pesca sull'asfalto. In via Regina Elena la protesta contro la crisi idrica diventa simbolica. Dove l'acqua manca nei rubinetti, abbonda invece dentro una buca in mezzo alla strada. Un cittadino esasperato si presenta con un bastone usato come canna da pesca, un piccolo retino e persino un'esca, una bottiglietta di plastica legata al filo. Seduto davanti alla grande pozzanghera, tra auto e passanti incuriositi, simula una vera battuta di pesca nell'acqua stagnante di una perdita mai riparata. Un gesto ironico ma carico di rabbia. Mentre in città continuano turnazioni e disagi, qui l'acqua scorre e si spreca ogni giorno. Sindaco, presidente, consiglieri, vice sindaco, non lo so, qualcuno ha la possibilità di prendere. Facciamo farci la sopra di mattina, prendi il venuto di qua alle 10, venuto di qua, prendi la pesce, perché visto che l'acqua è aperta, noi l'acqua non c'è la bonza d'acqua, dove siamo vicino alla Regina Elena 23, abito io, vicino agli leader. Impossibile, faccio un appello ai cittadini, dove siete vedete la buca di acqua, facete come siamo io. Non facciamo sciopero di rivoluzione, no. Faccio un'attenzione all'amministrazione comunale. Svegliatevi, non siete capaci di ordinare ai cittadini Canicattì dei dati di emissione. Un gesto provocatorio che accende riflettori su una ferita aperta della città. I residenti chiedono risposte e interventi immediati, perché qui non è solo una buca piena d'acqua, ma il simbolo di un'emergenza che da troppo tempo resta irrisolta. Adesso andiamo a Catania, dove il quartiere Montepo, secondo i residenti, vive nell'indifferenza generalizzata tra spazzatura e topi. Il servizio di Tonino De Mano. Un quartiere Montepo invaso da topi e spazzatura. Eloquente il cartello che leggiamo insieme: non buttare la spazzatura, cercare di essere civili, topi e scarafaggi sono di casa. Ed in effetti è proprio così. Sono di casa e nelle case, ma soprattutto nelle strade, ricoperte di spazzatura a Montepo. E rieccoci in questo quartiere di Catania, non lontano dal centro, ma distante anni luce per attenzione e considerazioni. Da queste parti molti sono rassegnati, tanti vedono telecamere e microfono, ma preferiscono stare in silenzio. Frase ricorrente: tanto non cambia nulla. E c'è chi si batte e non perde la speranza. Non vorrei che siamo in un quartiere e non si fa niente. Se siamo in via Etnea, in qualche piazza o in qualche via prestigiosa, si interviene subito. Il nostro quartiere è abbandonato. E vedo dei topi che sono grossi così, è un vero schifo proprio, non se ne può più. Ho saputo che hai un hobby, fai video di cosa? Dei topi, certo. Infatti l'ho fatto vedere qui all'amico Peppe poco fa apposta per... abbiamo immortalato il momento. Ti senti di mandare questo video al sindaco Trantino? Certo che mi sento. E che cosa scriveresti?
Scriverei sicuramente di fare qualcosa, perché voglio dire, qui comunque sia ci sono anche tanti bambini. Il video del topo nel mastello giallo è stato invece girato da alcuni ragazzi, come ammette questo residente. E questa è una brutta immagine da vedersi. Diciamo, siamo lasciati molto a noi stessi. Spazzatura, insetti e topi, roba da terzo mondo, altro che città a vocazione europea. Davvero raccapricciante. Adesso una notizia che riguarda una discarica abusiva nella zona di Sferacavallo a Palermo, una discarica abusiva che generava un giro di oltre 70 tonnellate di materiali stoccati senza alcuna autorizzazione. Il servizio di Desiree Ferlito. Blitz contro il business dei rifiuti illegali a Sferracavallo, nel Palermitano. Avevano trasformato un terreno agricolo in una discarica abusiva con tonnellate di materiale pericoloso stoccato senza alcuna autorizzazione. Il nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera, coordinato dalla DDA, ha eseguito un'ordinanza di misure cautelare nei confronti di 7 persone, indagata a vario titolo per inquinamento ambientale, traffico illecito di rifiuti, invasione di terreni ed edifici e violazione di sigilli. Il GIP ha disposto il sequestro preventivo di 6 automezzi e l'interdizione professionale per 1 anno per il presunto vertice dell'organizzazione. L'indagine avviata nel febbraio del 2024 ha portato alla scoperta di un'area agricola privata di circa 300 metri quadrati, occupata abusivamente e trasformata in un'impresa illegale. All'interno gli investigatori hanno trovato tonnellate di rifiuti accumulati senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme ambientali. Oltre 250 gli ingressi accertati nel sito, un'organizzazione che ha permesso la movimentazione e la gestione di oltre 70.000 kg di materiale, garantendo un enorme profitto agli indagati. I controlli si sono estesi anche ai quartieri San Filippo Neri, Tommaso Natale, Partanna Mondello e Marinella, dove è stata individuata un'altra area privata adibita a deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, anch'essa posta sotto sequestro penale. Adesso apriamo la pagina della politica, successo per la battaglia delle donne che conquistano finalmente dopo anni il 40% dalle prossime elezioni nelle giunte comunali, ma per il resto il DDL che doveva riformare gli enti locali in aula si trasforma in una Caporetto per il governo Schifani. Il servizio di Manlio Viola. Il voto segreto travolge anche la riforma degli enti locali. Quello espresso ieri all'Ars boccia il terzo mandato per i sindaci dei comuni al di sotto di 15.000 abitanti, cancella il consigliere supplente e delude le aspettative dell'Anci Sicilia, l'associazione dei sindaci dell'isola. Ancora una volta il ricorso al voto segreto fa naufragare una riforma attesa di iniziativa parlamentare e sulla quale la Commissione Affari Istituzionali aveva lavorato per 2 anni. Si salva soltanto la rappresentanza di genere del 40% nelle giunte comunali, ma i sindaci sono sul piede di guerra. Ad essere messa in discussione è l'Ars e l'intero statuto autonomistico. Se l'autonomia speciale deve tradursi in un sistema che produce incertezza normativa, dicono i sindaci, instabilità istituzionale e mancato riconoscimento della dignità istituzionale dei comuni e del ruolo degli amministratori locali, allora occorre avere il coraggio di aprire una riflessione seria. Mentre le donne parlano di giornata storica per il risultato ottenuto con una battaglia bipartisan da destra a sinistra e con il sostegno delle piazze, la Sicilia si avvia verso le elezioni amministrative con regole diverse dal resto d'Italia. L'aula si è espressa, dice il presidente Gaetano Galvagno. Era giusto non lasciare ancora nel limbo gli amministratori locali. Certo delude che i deputati non ci abbiano messo la faccia e si siano buttati via 2 anni di lavoro. Dalla prossima settimana comincia la corsa alla scelta dei candidati, in un clima di divisioni crescenti. Adesso sempre la politica, ma che in questo caso riguarda la sanità, perché si salva il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che resterà appunto nella città messinese, ma sarà accorpato e gestito dal Policlinico di Catania. Il servizio di Simona Mazzone. Con il voto favorevole della Commissione Sanità dell'Ars, la cardiochirurgia pediatrica cambia assetto ma non sede. Resta fisicamente a Taormina ma verrà collegata al Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Passa così la modifica del documento di revisione della rete ospedaliera approvata dalla Giunta regionale a gennaio, con l'obiettivo di mantenere le strutture di cardiochirurgia pediatrica di Palermo e Taormina.
6 deputati di centrodestra in commissione hanno votato a favore. Quelli del Movimento 5 Stelle, con in testa il capogruppo Antonio De Luca, si sono detti critici sulla questione. Non ci accontentiamo del semplice mantenimento della sede fisica a Taormina, hanno spiegato in una nota. Occorre preservare l'attuale livello di cure e l'assetto organizzativo e professionale che ha sempre contraddistinto il centro. Il timore è che nei prossimi 2 anni questa scelta possa portare allo smantellamento progressivo del reparto. Per De Luca è stato partorito un vero e proprio pastrocchio istituzionale e sanitario. Per il presidente della Commissione Salute dell'ARS, il leghista Giuseppe Laccoto, si tratta invece di un passo decisivo per la stabilità della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia, tanto che il centro di Taormina viene così inserito nella programmazione regionale. Acquisito il parere della 6ª Commissione dell'ARS, le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse ai Ministeri della Salute e dell'Economia entro il prossimo 27 febbraio. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, rientreremo subito dopo con una curiosità. Bentrovati, nella seconda parte vi facciamo vedere un servizio che riguarda una delle tradizioni più antiche della cucina catanese, la carne di cavallo. Eppure c'è una proposta di legge che vuole vietarne la macellazione, perché il cavallo diventerebbe così un animale d'affezione. Sentiamo cosa ne pensano proprio a Catania i catanesi, intervistati da Eva Spampinato. Come si può lavorare mai? La carne di cavallo deve defucolare. Ci vogliono fare mangiare quello che mangiano i cinesi, gli insetti, è vero. O Giappone si mangiano cane. A Catania la proposta di legge che vuole vietare la macellazione degli equidi accende gli animi. Si tocca solo il cavallo, devono fare tutta la carne che esiste. 2 disegni di legge, uno firmato dalle senatrici Cherchi e Zanella, l'altro dalla deputata Michela Vittoria Brambilla, puntano a riconoscere cavalli, asini e muli come animali d'affezione. Tradotto, niente più carne nel piatto. Tu cosa cambieresti? Il gusto del panino che mangi o la legge? Io la legge. Il gusto del panino no. Ma qui nel quadrilatero dei Foconi, tra via Plebiscito e via della Concordia, c'è chi vive solo di vendita di carne di cavallo e d'asino. A Catania la carne di cavallo è la mamma, perciò si vende molto di più rispetto a vitello e altri animali. Io vendo solo carne di cavallo. Quindi lei che succede? Chiude? Ma non lo so, può darsi che ci mandano a rubare. Penso che va a finire che la carne di cavallo per figure una muccione. C'è chi parla di fine di una tradizione e chi teme già il mercato clandestino. La carne di cavallo la vogliono togliere. Io non è che possono togliere la carne di cavallo, che poi diventa tutto contrabbando. Perché a Catania mangiare la carne di cavallo non è solo una questione di gusti, di scelta alimentare, è una questione di identità, di tradizione, di economia, di lavoro, persino di turismo. Soprattutto vengono apposta a mangiarsi la carne di cavallo qua, pure quelle del nord che dicono che non ci piace la carne di cavallo, se la mangiano. Guarda. Sono sciauro, se richiedono una vita. E allora adesso ci fermiamo per un'altra piccolissima pausa e ritorniamo subito dopo per gli ultimi aggiornamenti. Ancora ben trovati nell'ultima parte del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque non ci resta che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata a tutti.